numero 13 Wally, il primo cambio. Attenzione a Giarradana che cerca di sventagliare in avanti, il colpo di testa da parte di Davide Leo. Rimessa laterale per il Caltagirone con Buttiglieri sul punto di battuta, cerca in avanti il centravanti che però non trova il pallone, si trattava del numero 9 Scher. Allora il pallone viene adesso verticalizzato dal Città di Messina con Lo Giudice che ha spazio per entrare in area di rigore, ancora Lo Giudice che prova dalla destra direttamente con la conclusione che viene però deviata e arriva tra le braccia di Polessi. Città di Messina ci ha riprovato con questa ripartenza. Caltagirone che adesso è in possesso del pallone con la Manara che si scarica verso Giarradana, il suo è però un errore che serve nuovamente Codagnone, conclusione con il Codagnone, il pallone va di poco alto sopra la traversa, Città di Messina che sfiora il raddoppio vicino al 2-0, il minuto è il 38, ci ha provato ancora una volta Codagnone, l'errore in uscita era stato di Giarradana che ha servito l'attaccante di Mister Forneri che ci ha provato dalla distanza, pallone di poco alto sulla traversa, pericoloso, Codagnone ancora una volta sfiora la doppietta personale. Adesso Polessi che cerca Giarradana, il lancio lungo di Giarradana viene lisciato da un paio di giocatori, poi Filistad mette il pallone fuori, Cardia si lamenta per un possibile fallo, è rimessa laterale però per il Caltagirone. Pallone di Wally lì vicino a scaricare sulla destra per Davide Leo, il classe 98 prova a prendere il fondo, viene marcato da Sussò, ancora Davide Leo che cade per terra, c'è un calcio di punizione per De Caro. Non sembrava falloso l'intervento da parte di Sussò, infatti il calcio di punizione viene dato al Caltagirone e fallo in attacco da parte di Davide Leo su Sussò. Resta però a terra il giocatore della Città di Messina, vediamo se ci sarà bisogno dell'intervento. Vediamo, forse Davide Leo sarà costretto a uscire, sì, sicuramente, visto che è entrato il collaboratore per cercare di capire quale sia l'entità dell'infortunio. Ancora a terra il numero 2, come stavamo dicendo, uscito veramente all'undicità di Mister Fornari quando dopo la partita contro il Città di Sant'Agata, l'unica partita in cui non è stato schierato, al suo posto Ginagò. Ecco il pallone che adesso sarà rinviato, che viene affidata nuovamente a Salvatore Leo che cerca Costa lì vicino, il pallone verso Codagnone che prova a difenderlo, riesce a servire il compagno e Davide Leo che prova a entrare in area di rigore, viene esteso, ci sarà un calcio di punizione molto probabile, mette dentro il pallone Lo Giudice che però Polessi riesce a deviare bene, il pallone poi viene respinto e messo in calcio d'angolo dalla difesa del Caltagirone. Minuto 45, il Città di Messina avvicina al raddoppio con il calcio di punizione da parte di Damiano Lo Giudice, toccato da Polessi e poi rinviato in calcio d'angolo dalla difesa del Caltagirone. Siamo praticamente entrati anche nel tempo di recupero, scatta adesso il 45esimo, c'è il calcio d'angolo, ancora Damiano Lo Giudice sul punto di battuta, alza la mano, chiama uno schema, il numero 10 di Mister Fornari, parte la rincorsa, Lo Giudice in mezzo sul Silvestri, c'è la corta respinta da parte della difesa del Caltagirone che riesce poi a liberare l'area, il pallone viene riconquistato dal numero 11 Navanzini che ha spazio, viene esteso da Cardia e c'è un calcio di punizione per il Caltagirone che chiuderà la prima frazione in avanti grazie a questo calcio di punizione guadagnato dal numero 11 Navanzino per atterramento di Cardia. Siamo a 45:30 sul cronometro, il pallone viene messo dentro Pescera che prova con il colpo di testa, Filistad, Paterniti, bravissimo a evitare il gol del pareggio, c'è stata un'indecisione da parte di Filistad, Sussò è stato bravo a inserirsi, ci ha provato con il colpo di testa, Paterniti come sempre spettacolare il suo intervento e riesce a mantenere la porta inviolata anche in questa partita, fino a questo momento Paterniti, ma registriamo un'occasione pericolosissima per il Caltagirone al minuto 45:30 con Sussò, è stato bravo Paterniti. Pallone dentro dal calcio d'angolo sul secondo palo, non la tocca nessuno, allora Lo Giudice se la ritrova sull'auto mancino, fa carambolare il pallone fuori, allora perdere tempo e questa è l'intenzione del direttore di gara. Attenzione però che adesso Paterniti si appresta al rinvio, siamo nel primo minuto di recupero, non abbiamo visto la segnalazione da parte del direttore di gara, il pallone viene riconquistato solo per un momento dal Caltagirone, poi lo mette sul fondo Cardia, rimessa laterale per il Caltagirone, il minuto e il 47, siamo già quindi 2 minuti
oltre il tempo regolamentare del primo tempo. Ci aspettavamo questo recupero comunque per l'uscita del campo da parte di Italiano dopo il contrasto di gioco con Codagnone, poi Cardia mette il pallone in avanti, ancora una volta Giarradana riesce a toccare e arriva il duplice fischio del direttore di gara De Caro. Il primo tempo al Pino Buongiorno finisce con il risultato di 0-1 in favore del Città di Messina. La rete di Codagnone al minuto 9 tiene al primo posto fino a questo momento la squadra di Mister Furnari. Amici della Wii Sport, noi ci prendiamo una pausa e ci risentiamo per il secondo tempo.